Non hanno sortito alcun effetto gli appelli ai rimedi tampone. Pasqua da e per la Sicilia ancora col caro voli. Schifani scrive all'antitrust, a Giorgetti e a Salvini. Giuliana Micichè. È un fatto inaccettabile che una struttura pubblica come ITA abbia realizzato una Contro il caro voli, che anche in questi giorni prima di Pasqua sta interessando le tratte da e per la Sicilia, ho deciso di intervenire con una nuova segnalazione all'antitrust e scrivendo anche ai ministri Giorgetti e Salvini. Così annuncia il presidente della regione Renato Schifani, che ha nuovamente scritto all'autorità garante per la concorrenza e il mercato a proposito del caro voli, in particolare da e per Roma e Milano. E Schifani aggiunge: si tratta di una grave disparità di trattamento nei confronti della Sicilia a causa della condotta delle compagnie aeree che in taluni casi eccedono nella discriminazione dei prezzi durante determinati periodi dell'anno rispetto ai costi sostenuti. In prossimità delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1 maggio appare evidente il ripetersi di quanto accaduto in occasione dello scorso Natale. È inaccettabile che compagnie come ITA, a totale controllo pubblico, e cosiddette low cost come Ryanair realizzino prezzi offensivi per il buonsenso, tanto più se aggiungiamo la scarsa trasparenza sulle tariffe, perché ai prezzi, a seconda delle compagnie aeree, va sommato il costo dei bagagli a mano o da stiva, della scelta dei posti e della priorità di imbarco. Sono tutti elementi che fanno lievitare il prezzo. Nella nuova segnalazione il presidente della regione ribadisce la scarsa programmazione e la carente attenzione da parte delle compagnie aeree alle richieste del mercato da e per l'isola tutto l'anno e certamente durante i picchi relativi alle festività. Ai ministri delle infrastrutture Matteo Salvini e dell'economia Giancarlo Giorgetti, Schifani sottolinea che nella condizione di insularità della Sicilia il trasporto aereo riveste un ruolo strategico fondamentale per garantire la continuità territoriale e la mobilità dei suoi abitanti e non secondariamente ai fini dello sviluppo del turismo. Non è ammissibile che i cittadini siciliani continuino a essere penalizzati. Per queste ragioni, conclude Schifani, ho chiesto ai ministri di intervenire con ITA e Ryanair affinché adottino fin da subito politiche commerciali tendenti a una drastica riduzione del costo dei biglietti e a un incremento della frequenza dei voli. A pochi giorni da Pasqua e Pasquetta, l'ultima rilevazione Federconsumatori dei prezzi dei voli conferma quanto previsto già diverse settimane addietro. E il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, commenta: senza un intervento sull'offerta da fare con abbondante anticipo, i prezzi vanno alle stelle e rimangono altissimi fino alla fine. Non ci aspettavamo altro che questo. Lo avevamo previsto in tempi non sospetti. I pochi voli aggiunti da alcune compagnie, infatti, non hanno sortito un grande effetto. Dopo Pasqua ci chiediamo cosa ha intenzione di fare l'Osservatorio Permanente Regionale sul Trasporto Aereo e il Governo in vista del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno. 3 ponti lunghi da fare invidia a quello di Messina e che, tiriamo a indovinare, vedranno ripresentarsi le stesse identiche dinamiche dei prezzi dei voli. Economico perché crea distorsione del mercato.